Sui giornali di carta di oggi c'è poco o niente sul nuovo disastro che ha colpito e sta colpendo l'Emilia-Romagna a causa del maltempo. Fiumi esondati, molti sfollati, paura, danni. Prendo dal Corriere della Sera online con il titolo e l'apertura che c'è adesso sul Corriere della Sera: allerte e inondazioni in Emilia-Romagna, oltre 1000 sfollati. Faenza e Castel Bolognese sott'acqua, evacuazioni e frane a Bologna. Il ciclone Boris e le piogge continue sulla regione, dice il sottotitolo. Esondazioni, frane, allagamenti e mareggiate nelle province di Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, dove le scuole rimarranno chiuse in base alle ordinanze dei comuni. Il sindaco di Faenza ha fatto proprio un'ordinanza, ha dato disposizione alla popolazione ha dato il divieto di stare ai piani bassi delle case, salite ai piani alti, c'è apprensione per il livello dei fiumi e già ieri si diceva che la situazione appariva peggiore dell'alluvione, del disastro con le frane e tutto che c'è stato nel 2023. Il ciclone Boris, che ha messo in ginocchio l'Europa centro-orientale, si sta abbattendo in queste ore su gran parte dell'Italia, ma non qua su da noi, sferzando con intensità tutte le province da Piacenza a Rimini, cioè dove comincia lo stivale d'Italia in sostanza, dove si ha memoria delle drammatiche alluvioni del maggio del 2023 e dove piove ininterrottamente dalla mattina di martedì 17 settembre. Questo, ripeto, lo sto leggendo dal Corriere della Sera online perché purtroppo sui giornali di carta che oggi acquisterete, sui quotidiani di oggi nell'edizione cartacea non c'è nulla perché non hanno fatto in tempo a, per la chiusura di ieri sera, in tempo con la chiusura, insomma, non hanno fatto in tempo a produrre approfondimenti su questo tema. In realtà ieri sera, già alle 8:30 di sera, l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, l'assessore veneto, informava che per l'emergenza Emilia-Romagna erano partite ieri sera 2 squadre dalla città metropolitana di Venezia, 2 squadre dalla provincia di Rovigo con destinazione Emilia-Romagna, altre 2 squadre dalla città metropolitana di Venezia, 2 squadre dalla provincia di Padova, una squadra dalla provincia di Treviso e una squadra SAF dalla provincia di Vicenza sono pronte a partire, diceva ieri sera. Zona di destinazione Faenza, che come abbiamo letto prima sul Corriere è uno dei luoghi più colpiti. Oggi, dice Bottacin, cioè ieri sera, ho sentito la collega reggente la regione Emilia-Romagna che mi ha confermato la situazione di criticità a cui abbiamo immediatamente risposto. I volontari partiti sono a disposizione per i primi interventi serali notturni. Sicché già da ieri sera c'era giù la nostra protezione civile. Fa impressione perché qui da noi il tempo è sereno, tranquillo, eppure a 2 ore da qui c'è l'inferno di pioggia che sta persistendo già da un paio di giorni, insomma. Siamo messi così. Allora, tra le altre notizie che vedremo oggi in questa rassegna stampa troveremo un approfondimento di Francesco Dal Mas mi pare sia lui, sul Corriere delle Alpi, sullo sciare è sempre più una cosa da ricchi. Le nuove tariffe del super ski sono aumentate di molto, costa veramente tanto pagarsi gli impianti, è sempre più una cosa da ricchi, anche se vengono previsti sconti per i giovani. Questione del Vanoi, la Coldiretti del Veneto, che è una voce importantissima perché raduna gran parte degli agricoltori del Veneto, ha preso posizione, diciamo così, sul progetto della diga del Vanoi, sarebbe meglio dire che si è pronunciata. Diga del Vanoi che dovrebbe servire, bacino del Vanoi dovrebbe servire proprio a garantire più acqua per i campi, le coltivazioni della pianura, però purtroppo non è stato un sì e neanche un no. L'associazione degli agricoltori lascia la parola ai tecnici e sostiene che devono essere loro a dire se si può fare in sicurezza oppure no. Coldiretti quindi rinuncia a una contrarietà di principio che sarebbe attesa da molti e sarebbe anche comprensibile nella provincia del Vajont e visto che ci sono altri modi e più moderni per procurare l'acqua, no? Villaggio Olimpico di Cortina, ci sono diverse offerte per la gara della realizzazione, quindi almeno questo insomma sembra che vada dritta senza troppi problemi organizzativi. A proposito di Olimpiadi, lo vedete qui sul Gazzettino in prima pagina dell'edizione di Belluno, si sta lavorando alla tappa olimpica del Giro d'Italia che potrebbe il prossimo anno prevedere un arrivo
a Rumerlo, accanto alla pista che ospiterà le discese dei giochi. Ne scrive Marco Di Bona in prima pagina sul Gazzettino di Belluno. Stadio del Ghiaccio, nascono 220 parcheggi provvisori. Si parla sempre di progetti per la gestione di questo enorme evento che saranno le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. Cesio Maggiore sorgerà a Pradenic grazie ai fondi di Confine una nuova pista per l'atletica e il ciclismo. Il progetto con i fondi di Confine appunto prevede una pista multiuso. Il caso Bellunum, Bottacin, non scaricare sui cittadini. O c'è un piano industriale serio e che non scarichi sui cittadini i costi, oppure non ha alcun senso comprare e in ogni caso non certo a oltre 2 milioni di euro. Dopo le rivelazioni sulla partita dei rifiuti dell'ex presidente di Bellunum, l'avvocato Luca Dalle Mule, interviene l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, già presidente della provincia, che conosce bene la partecipata di Palazzo Piloni, Dolomiti Ambiente, con l'impianto al Maserot di Santa Giustina. Sapete che adesso che sono state messe insieme le altre società dei rifiuti, tutte pubbliche sostanzialmente, dentro Bellunum sostanzialmente ci sono pressioni varie, anche legittime, insomma, chiaramente, per l'acquisizione di Dolomiti Ambiente con l'impianto del Maserotto, però i prezzi sono veramente alti e Bottacin dice attenzione, non facciamo ricadere sui cittadini. Bisogna dire che Bottacin quando era presidente fu poi sfiduciato dai suoi stessi alleati e ciò avvenne quando praticamente l'attuale assessore regionale cominciò a sollevare dubbi sulla gestione del BIM GSP e sul debito che GSP stava accumulando, quindi insomma un'attenzione di Bottacin su questi temi direi che è quantomeno storica, possiamo dire, no? Dolomiti seconda vittoria di fila, decide un rigore. Come era immaginabile, la sfida con l'Adriese degli ex Belluno Vecchiato e Peggi, non so dire il nome, non è stata facile per la Dolomiti, che alla fine però è riuscita a domare i Rodigini nella terza partita di campionato di Serie D. Pallavolo buona, amichevole a Cantù, e stasera il Belluno Volley si presenta all'Ambioi. Attenzione, c'è un evento alle 19.30, la squadra si dividerà in due, ci sarà una partitella dei rinoceronti contro i rinoceronti, insomma è gratuito e chi vuole potrà partecipare e vedere insomma questi nostri nuovi giocatori. Più prodotti bellunesi sugli scaffali delle Coop, serve un modello nuovo, un modello di business locale. A parlare è Stefano Bellotto, presidente dell'Associazione Difesa dei Consumatori Bellunesi, e questo è in apertura. La novità: azienda cadorina vende buste di insalata lavata con acqua di sorgente delle Dolomiti. Insomma, sono tutti strumenti, idee che possono forse promuovere meglio i nostri prodotti. Rifiuti, società fuori mercato, pagherebbero i cittadini. C'è un lungo approfondimento di Federica Fanta, pagina 2 sul Gazzettino, e ripeto, la voce di Bottacin su questi temi è sicuramente una voce che va ascoltata. L'assessore regionale Bottacin torna sulla questione di Dolomiti Ambiente: dovrebbero allarmare le dichiarazioni dell'avvocato Dalle Mule, dice Bottacin. Differenziate bene l'umido, così si fa economia circolare, è il titolo del taglio di questa pagina. Passo al Corriere delle Alpi, dove troveremo gli altri temi che vi ho annunciato all'inizio di questa rassegna stampa di oggi, che è giovedì 19 settembre. State ascoltando appunto la rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo e oggi sono io, Luigi Guglielmi, di turno. Dunque, vi dicevo, andiamo a vedere sul Corriere delle Alpi che cosa c'è. Eccoci qua. In prima pagina il tema del super ski di cui vi dicevo prima. Super ski, rincari e offerte, aumenti fino a oltre il 5%. Uno ski pass annuale, tenetevi forte, costerà 945 euro in prevendita. Una giornata sulla neve costerà, di solo impianto,
dai 75 agli 83 euro. Per questo vi dicevo prima, il modello dell'Alto Adige di avere magari meno turisti ma che paghino molto, con la scusa che questo super ski, insomma, col fatto che il super ski si estende in provincia di Belluno, e questa è una gran fortuna, insomma, ecco, però approda qui lo stesso modello che è un modello da ricchi perché ditemi se la gente normale, diciamo così, io penso alle mie tasche, insomma, tirar fuori, magari se sei una famiglia dai 70 agli 80 euro per una sciata di un giorno sulle nostre piste del super ski mi sembra veramente tantissimo. Ci sono nuove agevolazioni per gli under 18, la stagione dello sci partirà il 30 novembre e farà il pienone, perché sicuramente farà il pienone, però appunto mi sembra una cosa, vabbè, sarà anche remunerativo di sicuro, insomma, certo che sarebbe da porsi qualche questione, no? Sabato 30 novembre si apriranno i cancelletti degli impianti di risalita nei comprensori di Cortina d'Ampezzo, Plan de Corones, Tre Cime Dolomites, Val di Fiemme, Oberreggen, Alpe Lusia, San Pellegrino e Civetta, ecco le aree del super ski. Il 5 dicembre ci sarà l'apertura delle valli centrali, compresa la Sella Ronda, che è il punto forte. Entro il 7 dicembre tutte le 12 stazioni sciistiche delle Dolomiti saranno operative, i prezzi degli ski pass giornalieri e plurigiornalieri registreranno un incremento tra il 3,7 e il 5,2%. Questo è il lancio a firma, sì, vi dicevo, era giusto quello che vi dicevo, di Francesco Dalmas, che approfondisce. La foto centrale è stagione di tosatura, a chiesta al pago nella frazione di Lamosano, la raccolta della lana, ben 50 quintali, hanno preso la strada per Biella, tantissimo ricavato insomma dalla tosatura delle pecore che vengono allevate sul nostro territorio. C'è il lancio in prima del villaggio olimpico di Cortina, il bando di gara. Ci sono più imprese che si offrono per l'appalto, quindi la gara è andata bene. La gara per il villaggio olimpico, dice il lancio, non è andata deserta, c'era chi a Cortina lo temeva, visti i tempi stretti per la realizzazione del complesso, non più di un anno e un mese. E invece ieri Simico ha aperto le buste e c'era più di un'offerta, insomma, quindi questo non dovrebbe costituire, la realizzazione del villaggio non dovrebbe costituire un problema. Ricordate, con il Bob non si trovava chi lo volesse realizzare, insomma è servita la spinta anche del governo, no? Vi segnalo la manifestazione a Venezia, è stato fatto su un pontone, sono state posate 101 finte bare per ricordare i morti sul lavoro. 101 bare sfilano a Venezia per dire basta. Volevo arrivare poi al tema della Coldiretti, vi dicevo prima, su cui c'è un approfondimento a pagina 23 del Corriere delle Alpi. Adesso permettetemi di arrivarci. Ed è sulla questione del Vanoi, e io sinceramente sono rimasto anche un po' deluso, insomma. I dubbi della Coldiretti sul progetto Vanoi, cioè non dice sì, ad approfondire, anche qui è il solito Francesco Dalmas. Ciao Francesco, sei una potenza. I dubbi della Coldiretti sul progetto Vanoi, l'organizzazione si allinea sulle posizioni del presidente della regione Luca Zaia, e cioè dice Coldiretti siano i tecnici a dire se si può fare o meno in totale sicurezza. Ecco, diciamo che mentre la popolazione raccoglie le firme, raccolta firme a quota 7.000, Facen, che è il promotore della raccolta, Michele Facen, referente del Comitato Popolare, dice che il popolo è contro la diga, ma io direi che in provincia le voci levate contro questo impianto dalla provincia stessa, dall'ente provincia, sono tantissime, per le perplessità anche di ordine ambientale, per lo sfregio che si farebbe a un territorio che ha già dato tantissimo all'idrico e all'idroelettrico, un territorio, il nostro, che ha pagato l'azzardo con 2000 morti sul Vajont, 2000 morti provocati da errori umani. Ecco, io personalmente, ma insomma l'abbiamo detto, lo dicono tutte le associazioni, gli enti bellunesi,
Basta, basta, in provincia di Belluno si è dato già troppo. E invece l'importante voce della Coldiretti di fatto dice un nì all'impianto, non dice un no al progetto. La Coldiretti, dice Francesco Dalmas nell'articolo, è una delle organizzazioni agricole che da più anni e con maggiore insistenza pone il tema dell'approvvigionamento idrico per la campagna agricola, ma rispetto alla diga del Vanoi coltiva dubbi e preoccupazioni, per cui condivide la necessità, come posta anche dal presidente della regione Luca Zaia, che siano i tecnici a dire se si può realizzare o no. Peccato, perché Coldiretti poteva dire no, cerchiamo un altro sistema. Per esempio, in pianura hanno questo tema incredibile delle migliaia di pozzi abusivi che stanno abbassando la falda. Ci sono i bacini già esistenti che andrebbero sghiaiati per dare una maggiore capacità. Insomma, è mai possibile che bisogna per forza costruire un altro bacino? Dico io, questo. Non va mai dimenticato, si legge in una nota della Coldiretti, il principio di sicurezza, tenuta idraulica e geologica del nostro territorio, che è la condizio sine qua non per la vitalità e lo sviluppo dei nostri territori e che rende quindi condivisibile l'atteggiamento di prudenza manifestato dalla Regione Veneto. Ancora una volta titoliamo prima che la Regione è favorevole, poi Zaia che si dice contrario, poi la Regione dice che non può fare niente, che le decisioni toccano ad altri. Insomma, ci fosse stata da noi la chiarezza che c'è stata dal Trentino, per esempio, sarebbe servito, insomma. Il Vajont, scrive Dalmas, resta sempre un monito. L'anno scorso, in occasione del 60° anniversario della tragedia, Coldiretti provinciale aveva commemorato a Longarone le vittime e aveva assunto chiari impegni per la tutela massima dell'ambiente. Quell'impegno viene rilanciato dalla Coldiretti regionale in occasione del dibattito pubblico promosso dal Consorzio di Bonifica Brenta sul progetto presentato da 169 milioni di euro per realizzare il serbatoio da 20 milioni di metri cubi, uccidendo una valle, aggiungo io, e creando pericolo perché il progetto, ricordiamoci, prevede in caso di problemi alla diga il coinvolgimento di mi pare 14 comuni e il primo a subirne le conseguenze sarebbe il nostro comune di Fonzaso, esonderebbe perfino il lago del Corlo. Quindi insomma la preoccupazione è legittima, poi gli esperti che magari potrebbero dire di sì, anche col Vajont c'erano, no? Ecco, quindi, ma io personalmente, ripeto, è il mio parere personale, sono piuttosto deluso da questa mancata chiarezza, insomma, della Coldiretti, che avrebbe potuto prendere una posizione più decisa, visto che alla fine sarebbero proprio loro, gli agricoltori, i destinatari, no? Di quell'acqua. Chiedessero chiaramente che si trovasse un altro modo, perché la scienza ormai ce ne mette a disposizione. Io mi fermo qui, sapete, perché ho già parlato tanto, voi avete ascoltato tanto, io vi ringrazio per la vostra attenzione, teniamoci pronti a dare aiuto in tutti i modi, come possiamo, all'Emilia Romagna, perché non è finita e lì mi sa che oggi avremo notizie via via di un grande disastro, insomma, colpa di questo clima che cambia e che ci scarica quantità di acqua incredibili che il nostro territorio, per come è fatto, le nostre montagne non sono in grado di reggere. Sono una novità purtroppo. Allora, buona giornata a tutti, seguiteci su Radio Piave, su www.amicodelpopolo.it. Grazie a tutti, ciao da Luigi Guglielmi.